Buonasera. Ruberò veramente solo qualche minuto, tanto per prendere l'occasione di ringraziare Francesco e tutti gli organizzatori per avermi invitato. Come diceva Francesco, io da qualche tempo mi occupo di provare a pensare con le categorie della mia disciplina le sfide, le questioni che il digitale ci pone. L'Università di Bergamo è un'università molto attiva su questo tema. Il rettore, che so essere intervenuto in qualche occasione precedente, ha mobilitato un pool di ricercatori costruendo un tavolo di lavoro sull'intelligenza artificiale, proprio perché il suo desiderio era che l'Ateneo in qualche modo provasse con le diverse categorie, le diverse anime che lo costituiscono. Al tavolo sono seduti oltre a me ingegneri, giuristi, informatici, a pensare appunto le questioni, le sfide, le problematiche e le complessità che l'intelligenza artificiale e il digitale ci pongono. Ringrazio quindi Francesco per avermi invitato a questa serata, che ovviamente mi fa molto piacere di vedervi questa sera e di essere al fianco di Maurizio Ferraris. Quando si introduce un ospite così prestigioso si dice sempre che non avrebbe bisogno di presentazioni. Nel caso di Maurizio è particolarmente vero, quindi non riassumerò tutti i contributi che ha dato al dibattito in una varietà di campi, ma mi limito a riprendere il titolo del suo intervento, che un po' rincorre quello di alcuni importanti libri che ha scritto diciamo negli anni zero e negli anni 10, documentalità, documanità, post-verità. Credo che la cosa veramente sfidante, ecco, del pensiero di Maurizio sia la sua capacità di utilizzare dei quadri teorici molto, molto noti, molto strutturati, però per rispondere alle sfide del presente. Io ricordo quando ero studente mi capitava di, come dire, passare alcune ore piegato a leggere questi libri, ed era molto affascinante vedere come delle cose di cui avevo sentito parlare, però ecco, scoprivo che potevano rispondere agli interrogativi del presente, in particolare direi del digitale. Quindi credo che sia sicuramente l'interlocutore più adatto per raccontarci qualcosa di interessante su cui varrà la pena di riflettere questa sera. Il titolo del suo intervento lo vedete lì e appunto riprende in qualche modo il titolo di un libro di qualche anno fa, è Documanità, scusate, vivere e pensare al tempo dell'intelligenza artificiale. Quindi ti ringrazio personalmente e ti cedo volentieri la parola. Grazie. Mi metto. Bene, intanto grazie, buonasera a tutti coloro che hanno avuto la gentilezza di prendermi come alternativa possibile ai festeggiamenti di Halloween, e quindi cercherò di essere, non so se divertente o lugubre come potrebbe essere una festa del genere, ma comunque il tema, come è stato introdotto, è questo, cioè quali sono i rapporti fra l'umanità e la tecnologia. Quel titolo si richiama appunto a un mio libro del 21. Il 21 è molto poco tempo fa. Dal punto di vista della tecnologia in realtà è molto tempo fa, perché per esempio quando quel libro è stato scritto non c'era ancora per esempio quella che si chiama intelligenza artificiale generativa, ChatGPT, cose di questo genere, ci sono solo da 2 anni, allora non c'erano. Non è che io volessi fare il profeta, e dentro a quel libro poi la mia preoccupazione era quella di trovare un tema che ho sempre cercato di affermare nella tecnica, e cioè il fatto che la tecnica
molto più che essere, come dicono in tanti, qualcosa che aliena gli esseri umani, cioè li porta lontani da quello che sono. Invece, nella visione che cerco di proporre io, la tecnica è qualcosa che rivela gli esseri umani, cioè noi capiamo come sono fatti gli esseri umani attraverso la tecnica, perché l'essere umano, diversamente dagli animali non umani, non è determinato nella sua natura. Sì, indubbiamente ha certe caratteristiche naturali, ma poi vive in maniere talmente differenti, in epoche storiche talmente distinte, in contesti geografici talmente separati e ancora in classi sociali e culturali così sparpagliate, che non si può dire che c'è un'unica forma dell'essere umano, tranne questa, che ogni tipo di essere umano ovunque adopera degli strumenti tecnici, fossero anche semplicemente dei bastoni, delle cose molto semplici. L'umano, a differenza dell'animale non umano, adopera degli strumenti tecnici. Quello che cercavo di sottolineare in Documanità era per esempio il fatto, e quindi se è la rivelazione, se la tecnica è rivelazione di ciò che l'umano è, delle possibilità che l'umano ha, non ci si stupisce che, per esempio, affermazioni che erano state formulate in epoche in cui non c'erano certe tecnologie vengano confermate dalle tecnologie. Cioè Aristotele aveva detto che l'uomo è l'animale dotato di linguaggio. Se pensate il tutt'altro che prevedibile successo che ha avuto il telefonino in 30 anni, è diventato una specie di strumento universale, dimostra come questo bisogno di comunicazione sia effettivamente iscritto, inserito all'interno dell'umano. Io ricordo che nel 2005 avevo pubblicato un libro che voleva essere filosofico sul telefonino, dove per l'appunto volevo far notare una cosa che poi in un certo senso si è rivelata vera, cioè che il telefonino non è soltanto un telefono fisso a cui è stato staccato il filo, ma diventa una cosa differente, diventa un grande archivio in cui si fissa tutta la nostra vita, tendenzialmente diventa qualcosa in cui tutti i nostri documenti, la banca, tutto quanto si concentra lì dentro. Ed è stato quel tipo di riflessione che mi aveva portato, scusate, vi faccio una storia per dire come sono arrivato, giusto per inquadrare, che mi ha portato qualche anno dopo, cioè nel 2009, a scrivere un libro che è stato menzionato, Documentalità, in cui dicevo: guardate, una struttura fondamentale della realtà sociale è il fatto di avere dei documenti. Noi difficilmente riusciamo a pensare una realtà sociale minimamente complessa in assenza di documenti. Bene, quindi questa cosa che a noi sembrava noiosa, superflua, uffa, che noi all'epoca poi si facevano ancora le file per avere i documenti, bene, questa cosa qua diventa invece l'elemento costitutivo della realtà sociale. Come è evoluto poi il web negli anni successivi è andato nel senso di fare del web una gigantesca macchina di produzione di documenti, quello che noi chiamiamo big data, cioè questa massa enorme di documenti che noi facciamo non soltanto come dire scrivendo delle cose sul web, postando delle cose sui social, ma anche semplicemente entrando in contatto con il web, e lì lasci tutte le tracce del mondo, da dove sei, da dove, che cosa hai cercato prima, che cosa hai cercato dopo, eccetera, eccetera, eccetera. Cioè tutte queste valenze cognitive creano un nuovo enorme capitale che non esisteva 30 anni fa e che per inciso è un capitale che ha determinato la crescita economica della Cina. Chiediamoci com'è possibile che la Cina, che 30 anni fa era ancora un paese dove dominava la povertà, sia ora il paese che si candida con ottime carte
a diventare il paese leader del mondo, essenzialmente perché in Cina c'è la più grande raccolta di dati che abbia luogo in qualunque altro paese del mondo, il tutto su una popolazione elevatissima. Se tu metti insieme 1,5 miliardi di persone, tutte queste persone adoperano il telefonino, tutto in Cina viene fatto con il telefonino, cioè per esempio loro non sono passati, come è successo in Europa, attraverso la fase per esempio della carta di credito, no. Lì da sempre si paga con il telefonino, prima non si pagava in contanti, non si è mai usato la carta di credito, poi il telefonino, che significa che ogni momento della tua vita, ogni istante del tuo agire è perennemente tracciato, ovviamente con dei grandissimi pericoli, delle grandissime minacce per la libertà individuale, perché ovviamente nel momento in cui lo Stato sa tutto su di te, ma veramente tutto, per il compenso lo Stato, quando sa tutto su di te e sulla sua popolazione, può programmare, ridurre i costi, aumentare l'efficienza e addirittura trasformare i dati in capitale e poi ridistribuirli, creando delle situazioni che non sono pensabili ormai in Europa. Cioè tu quando entri in una stazione cinese hai il biglietto come dappertutto con sopra un QR code, c'è un lettore di QR code, solo che c'è un signore con i guanti bianchi che ti prende il biglietto e lo passa sul QR code. Questo permette di dare uno stipendio al signore con i guanti bianchi che passa il biglietto, cosa che in Occidente non si potrebbe fare. Perché? Perché non è messo a profitto, a vantaggio della collettività, gli enormi guadagni che si ricavano dall'elaborazione dei dati. Quelli vanno a profitto essenzialmente di pochi personaggi nello stile di Elon Musk che hanno polarizzato le cose. Perché volevo dire questo? Volevo dire che se le cose stanno così, cioè se i documenti sono costitutivi della realtà sociale e se entra in scena una tecnologia, cioè il web, che trasforma ogni atto di ogni individuo in documento che è potenzialmente produttore di valore, allora dovremmo pensare che l'umanità sarà sempre meno interessante in quanto produttrice di forza, portatrice di forza, portatrice di quello che insomma era il vecchio modo di lavorare. Andavi in fabbrica e dovevi essere forte oppure molto paziente per sopportare la ripetitività di certi gesti, o fare il contadino, cose di questo genere, e invece diventa sempre di più produttrice instancabile di dati che derivano dal rapporto tra l'umanità e questo mondo che l'avvolge, che è il web. Questo era il quadro di Documanità. Cosa è successo nel frattempo? L'implicito di tutto questo era che il mondo fosse diventato un gigantesco archivio, nel senso che la vera differenza che c'è tra l'analogico e il digitale è che nell'analogico tu, se vuoi registrare, devi farlo apposta, cioè vai a una conferenza, ti porti un taccuino e annoti quello che è stato detto alla conferenza. Nel digitale invece il messaggio, per essere codificato e quindi trasmesso, deve prima essere registrato, il che significa che tutto ciò che passa attraverso il digitale produce del valore, produce del documento, produce qualcosa che può essere capitalizzato. Cosa succede a questo punto? Che tutte le lingue, tutte le biblioteche che sono state salvate online, le pagine del New York Times, che infatti si è arrabbiato con ChatGPT, tutta questa enorme massa di scritti che stanno al centro del nostro mondo. Noi non lo vediamo qua, quasi non si vede, però nelle nostre tasche c'è una biblioteca di Babele molto più grande della biblioteca del Congresso degli Stati Uniti. Bene, tutta questa massa di documenti
si presta a venire elaborata e trasformata attivamente, ed è così che è nata l'intelligenza artificiale generativa. Cioè l'intelligenza artificiale generativa è la possibilità di algoritmi opportunamente addestrati e di computer estremamente rapidi e quindi capaci di processare milioni di dati in un secondo, di andare a dare una risposta alle domande che tu fai. Quindi dovete immaginare ChatGPT come una sconfinata biblioteca con un bibliotecario velocissimo su un razzo che gira e prende le risposte e te le riporta. Questo è anche interessante per quanto riguarda la genesi dell'intelligenza artificiale, perché si è cominciato a parlare di intelligenza artificiale. Il termine intelligenza artificiale, come immagino molti di voi sappiano, è stato coniato nel 1956 a Dartmouth College, che è un college dell'est degli Stati Uniti, e c'erano dei giovani ricercatori più o meno legati a quello che all'epoca si chiamava cibernetica, che avevano bisogno di un finanziamento statale per le loro ricerche. Allora hanno cercato un termine che potesse incuriosire la fantasia e hanno trovato il termine intelligenza artificiale. E dopo che è stato prodotto il termine intelligenza artificiale, per 50 anni le migliori teste del nostro mondo hanno cercato di realizzare questa intelligenza artificiale e non ci sono riuscite. Così come hanno cercato di fare dei sistemi di traduzione basati su dei principi logici e non ci sono riusciti. Non funzionava mai perché la realtà era troppo complessa. Quando avevano rinunciato a fare questo tipo di ricerche, si era nel frattempo creato un enorme archivio che non c'era quando avevano cominciato, cioè tutto quello che c'è nel web, tutti i social, tutti i libri, tutti i giornali, tutte le comunicazioni, anche email, messaggerie varie, eccetera. E a quel punto ha funzionato. A quel punto ha cominciato a funzionare la traduzione, i sistemi di traduzione sono diventati eccellenti, mentre anche solo 10 anni fa facevano ridere. L'intelligenza artificiale ha cominciato effettivamente a funzionare, e tutto questo appunto perché la documanità, cioè l'umanità che è diventata principalmente produttrice di documenti, produce così tanti documenti che possono generare anche delle macchine che possono simulare delle capacità che sono quelle dell'umanità. Ma ripeto, possono soltanto simulare, ed è il tema che vorrei adesso più puntualmente affrontare con voi, cioè il fatto che l'intelligenza artificiale non è e non sarà mai uguale all'intelligenza naturale, e quindi tutti coloro che dicono che credo appunto, per esempio c'è Ray Kurzweil, che è uno di questi tanti imprenditori e futurologi, che ha detto che nel 2029 l'intelligenza artificiale supererà quella naturale, che è una frase molto strana perché non si capisce in cosa debba superare, in cosa consista il sorpasso, soprattutto in cosa consiste esattamente l'intelligenza artificiale, e domanda ancora più complessa, in che cosa esattamente consista l'intelligenza naturale, perché questa è una delle cose che noi sappiamo di meno. E per inciso io ho pensato che proprio per questo motivo diventava interessante, nell'epoca in cui si stava dispiegando con tutta la sua energia l'intelligenza artificiale, poteva essere interessante capire che cos'è l'intelligenza naturale. Cioè proprio adesso noi siamo in condizioni migliori non per trasformare l'uomo in un automa, come dicono certi profeti di sventura, ma piuttosto nell'approfittare dell'intelligenza artificiale, della differenza dell'intelligenza artificiale rispetto a quella naturale, per arrivare a capire che cos'è l'intelligenza naturale. Ed è un po' quello che cercherò di spiegarvi oggi. Allora,
il titolo, la pelle, poi lo vedrete meglio, sembra il libro di Malaparte, ma se vogliamo dire che differenza c'è tra l'intelligenza artificiale e l'intelligenza naturale, la risposta sarebbe la pelle. L'intelligenza naturale è nella pelle, è in un corpo che è rivestito di pelle, è in un cervello che è fatto di pelle, un punto su cui torneremo più avanti, mentre l'altro no, è una macchina, funziona in maniera tutta differente. Quindi rapidamente quello che vi presenterò stasera sarà, primo, luce e fenomenologia. La prima parte sono dei termini un po' filosofici per inquadrare, ma uno può anche ignorarli completamente e non compromette la lettura di quello che dico. Primo è la fenomenologia, cioè quello che appare, luce artificiale sul naturale, cioè dire che appunto l'artificiale è un eccellente strumento per farci capire che cosa è il naturale. Per esempio, è cercando di produrre una mano artificiale, cosa che si sta facendo adesso per vari motivi anche molto fondati, sensati, per esempio restituire la mano a chi l'ha persa. Si capisce solo in quel momento quanto complesse e ricche sono le attività che svolge la mano di un essere umano, appunto, e questo vale a maggior ragione per il cervello. Poi, ontologia, quello che c'è, la sostanza delle cose. Il punto fondamentale che fa la differenza tra l'artificiale e il naturale è che la mente naturale è una mente incarnata, cioè sta dentro ad un organismo, e questo, come vedremo, fa una differenza gigantesca rispetto a quello che è essere un meccanismo. Fra un meccanismo e un organismo, fra il più complesso dei meccanismi e il più rudimentale degli organismi, passa comunque una differenza essenziale che scava un baratro fra i due, e vedremo come. Tecnologia, la mente attrezzata, il fatto di essere degli organismi fa sì che gli umani siano uguali a qualunque altro organismo. Ci sono in noi delle funzioni che sono identiche a quelle di qualunque altro organismo. Diversamente da qualunque altro organismo, come già vi ho accennato, noi però siamo sistematicamente connessi con dei meccanismi. Questa è la grossa differenza che c'è tra l'umano e il non umano. Sappiamo come i delfini abbiano per esempio una massa cerebrale superiore alla nostra, abbiano anche un cervello che in un certo senso è molto più performante del nostro, nel senso che possono usare un emisfero cerebrale e dormire con l'altro, che è una conferenza utilissimo, ma il punto essenziale è il fatto che loro non sono usciti dall'acqua e non hanno mai sviluppato dei contesti tecnici, fra l'altro avendo le pinne e non le mani sarebbe stato molto difficile per loro fare qualcosa del genere. Quindi come risultato c'è qua un umano che parla ad altri umani di delfini e non un delfino che parla ad altri delfini di umani. La vera differenza sta nella tecnica, non è che ci sia stato un cervellone grossissimo, più grosso degli altri, che quindi naturalmente ha portato a fare certe cose, oppure uno spirito che ci è venuto, ci ha colpito in testa e ha fatto chissà che cosa. Epistemologia, la mente capitalizzata. Una delle caratteristiche della specie umana è quella di riuscire a capitalizzare il sapere e quindi a creare una epistemologia, cioè una teoria della conoscenza e una teoria della verità. Questo appunto non è qualcosa che si trova in natura, noi ce l'abbiamo principalmente perché abbiamo elaborato degli apparati tecnici, in particolare, non solo, ma in particolare la scrittura. Senza la scrittura è molto difficile riuscire ad immaginare che si possa avere un grande sviluppo nelle scienze, perché ogni generazione ricomincia dove era arrivata la generazione ricomincia al punto di partenza della generazione precedente, o al massimo c'è una modesta trasmissione orale. Invece, per esempio, pensate, il motivo per cui il vaccino del Covid è stato scoperto così
più rapidamente di quanto non si sospettasse all'inizio, era perché oramai la quantità di documenti e di accesso tra un documento e l'altro, e quindi di poter avere delle cognizioni rapide in breve tempo, è diventato così rapido che in un tempo molto rapido si è trovato quello che si cercava. E da ultimo la teleologia, cioè la mente finalizzata, il fatto che noi, ed è di nuovo un'altra enorme differenza che abbiamo rispetto ai meccanismi, abbiamo dei fini interni, cioè dobbiamo vivere, morire, cibarci nel frattempo, mentre i meccanismi hanno dei fini ma li ricevono soltanto dall'esterno. Cioè, pensate, la sedia su cui sedete è stata fatta perché voi vi sedeste, non è che voi siete stati fatti per sedervi sulla sedia, cioè non è che ci fosse stata la creazione di enormi quantità di sedie sulla faccia della terra e a questo punto sono venuti fuori dei seditori di professione che occupassero queste sedie. No, la sedia è fatta per sedersi, la penna è fatta per scrivere, la macchina fotografica per fotografare, tutto questo è fatto per, ma quali siano i fini di tutto questo fatto per, li dice gli umani, soltanto gli umani hanno questo genere di finalità. Un castoro non sa cosa farsene di una sedia, di una macchina fotografica, e vedere un castoro che lavora con un telefonino è bizzarro, anche solo per guardare un telefilm di castori, di Cip e Ciò, che non sono castori, lo so, ma comunque perché la forma di vita del castoro non suppone che uno possa essere interessato a delle narrazioni, mentre e oltretutto poi i castori con le dita che hanno non riescono a lavorare tanto sui telefonini, mentre gli umani non solo hanno degli strumenti ergonomici per loro, perché sono fatti per essere manipolati, ma soprattutto sono per esempio degli esseri che per dei motivi culturali che si sono sviluppati in milioni di anni sono interessati a vedere delle storie e quindi sono incuriositi per esempio da un documentario sui castori, mentre, ripeto, i castori non vogliono vedere documentari sugli umani. Allora, questo è tutto molto in generale. Cercherò di venire più in preciso, meglio di precisare alcuni concetti chiave di quello che ho detto senza tirarla troppo per le lunghe, perché mi sembra che qui non, cioè appunto poi anche soprattutto non avendo voi un uso delfinesco del cervello vi potete stufare molto prima. Comunque il primo punto è la fenomenologia. Perché ho messo la fenomenologia, che sarebbe ciò che getta una luce artificiale sul naturale. Noi dobbiamo sempre adoperare come regola di metodo l'artificiale per capire il naturale, e del resto è anche quello che fanno, che ne so, gli archeologi. Che cosa fanno gli archeologi per capire come vivevano gli egizi? Vanno a vedere gli strumenti tecnici che hanno lasciato gli egizi. Gli egizi sono particolarmente utili da questo punto di vista perché facevano delle case in miniatura dentro le piramidi, quindi ci sono tutti gli strumenti tecnici messi lì molto per bene, molto chiaro, ma in fondo è questo: come vai a riconoscere il naturale? Attraverso dei doppi artificiali, degli strumenti artificiali prodotti dagli umani che ti parlano degli umani che li hanno prodotti. Allora, perché ho messo un tavolo lì? Perché il tavolo, sapete, ha le gambe del tavolo, così come la bottiglia ha il collo. Questo è una cosa che nelle teorie della retorica si chiama catacresi, cioè una metafora che non ha un senso proprio. Se io dico, per esempio, la vecchiaia del giorno, ho una metafora che ha un senso proprio, posso dire la sera. Però volendo fare il poeta dico la vecchiaia del giorno.
Ma se io dico, sì, va bene, hai fatto il poeta a dire la gamba del tavolo, ma come si chiama davvero la gamba del tavolo? E no, non riesce a dire altro, si chiama gamba del tavolo, ci posso fare niente. È così, cioè è un'espressione figurata che però non ha un senso proprio. Idem, come dicevo, quello della bottiglia. Allora, la mia idea è che intelligenza artificiale è una catacresi, cioè è una espressione figurata che non ha un senso proprio, anche perché poi con intelligenza artificiale si indicano una infinità di cose estremamente diverse e ormai si sono indicate nella storia tantissime cose enormemente diverse le une dagli altri. Quindi non abbiamo assolutamente una nozione univoca di che cosa sia. Quindi è una catacresi questo. Di fronte a tutto questo, molto spesso si tende a far diffondere una specie di idea di terrore, l'avrete notato, appunto l'intelligenza artificiale ci renderà schiavi, l'intelligenza artificiale diventerà un superpotere che ci priverà di ogni tratto umano, diventeremo come gli schiavi di Metropolis, cose di questo genere. Sono cose che si sentono molto spesso e notate, spesso sono fatte passare da coloro che lavorano e guadagnano dall'intelligenza artificiale. Per esempio Elon Musk lancia continuamente dei messaggi terroristici, allarmistici rispetto all'intelligenza artificiale. Perché? Perché la paura fa molto più effetto che la speranza. Se tu fai paura alla gente, la gente ti prende più sul serio e le tue azioni si alzano. Questo è il tipo di ragionamento. Solo che il principio è insensato, nel senso che non avendo l'intelligenza artificiale una finalità, e visto che le finalità che l'intelligenza artificiale può avere sono soltanto quelle che vengono dall'umanità, allora l'intelligenza artificiale come tale non potrà mai prendere il potere. Il vero pericolo quindi non è la singolarità, questa idea che è stata coniata appunto da questi allarmisti che vogliono indicare con questo una macchina che diventa onnipotente e soggioga l'umanità, ma la moltitudine. Cosa dico con questo? Che l'intelligenza artificiale, non ci vuole molto a capirlo, è una tecnologia estremamente, potenzialmente molto pericolosa. Pericolosa più o meno come la tecnologia nucleare, solo che la tecnologia nucleare è difficile da fabbricare, difficile da ottenere, non ti puoi fabbricare una bomba atomica in casa, quindi ci sono solo poche superpotenze che hanno l'atomica e si controllano a vicenda da 80 anni con questo fatto dell'atomica, mentre l'intelligenza artificiale è a disposizione di tutti, gli umani sono 9 miliardi di persone, prendete una percentuale irrisoria degli umani che voglia fare un uso malevolo dell'intelligenza artificiale e avete un reale pericolo. Questo è il vero pericolo, quindi non l'intelligenza artificiale come tale, ma gli umani che si servono che possono servirsi male dell'intelligenza artificiale. Ma il vero punto, tuttavia, che manca e mancherà sempre alla intelligenza artificiale e che non permetterà mai all'intelligenza artificiale di avere niente di simile all'intelligenza naturale è la vita. Cioè l'intelligenza naturale è una funzione della vita, mentre l'intelligenza artificiale è una funzione che si pone al di là della distinzione tra vita e morte. Le macchine non sono né vive né morte, è ovvio, uno dice mi è morto il telefonino, ma poi sa che lì davvero è una metafora, si dice portalo a riparare. Se uno dice è morto mio nonno, non è che dice portalo a riparare o cose di questo genere, sai che sarebbe un'idea completamente differente. E con questo entriamo per l'appunto in quella faccenda della mente incarnata. Cosa intendo con mente incarnata? Una mente che è in un mondo, una mente che ha un senso e una mente che produce una
una forma di significato, proprio perché noi sappiamo che la differenza essenziale tra l'animale umano, tra la macchina e l'animale umano o non umano, è il fatto che la macchina dispone soltanto di due posizioni: acceso o spento. L'umano, l'organismo in generale, ha soltanto due posizioni: o sei vivo o sei morto. E nel frattempo segui il tuo meccanismo, il tuo metabolismo, che cerca il più possibile di differire questa morte, e questo ti spinge ad una serie di azioni che sono volutamente, necessariamente spinte da te. Cioè, per esempio, e questa non è finzione ma pura realtà pratica, quella di se c'è sufficiente intelligenza, ecco, bere dell'acqua. L'acqua, fra l'altro, è qualcosa che in genere fa molto bene agli organismi e molto male ai meccanismi. Allora, cosa significa questo? Significa una differenza radicale, cioè immaginatevi due oggetti, un essere e un oggetto che sono molto simili dal punto di vista morfologico, cioè un papero e un asciugacapelli. In fondo si assomigliano, sono più o meno lo stesso. Adesso non so se ho con me la foto del papero e dell'asciugacapelli, no, purtroppo non ce l'ho con me, ma tutti voi potete immaginare un asciugacapelli e poi un papero. Ora, se io prendo un asciugacapelli e lo metto in un cassetto lì e poi ritorno fra un anno, trovo l'asciugacapelli e posso ricominciare ad adoperarlo come asciugacapelli. Se io chiudo in un cassetto un papero e ritorno fra un anno, trovo qualcosa di mostruoso, aberrante, eccetera. Perché? Perché era un organismo. Gli organismi, una volta che sono spenti, non si possono più riaccendere. Questo che cosa significa? Significa che gli organismi sono continuamente protesi verso un fine, e questo fine viene soltanto da loro stessi, e posseggono qualcosa che è completamente assente in un meccanismo, e cioè la volontà. Nessun meccanismo può volere veramente qualcosa, mentre anche l'organismo più elementare, se non altro per mangiare, vorrà qualcosa, tenderà in prima persona e direttamente verso qualcosa. E questo vale tanto per l'alto quanto per il basso. Qui spiego perché ho parlato di pelle. C'è questa teoria che aveva già elaborato Freud ai suoi tempi, ma adesso poi è provata anche dalle scienze contemporanee, secondo cui tanto la corteccia cerebrale quanto la pelle hanno una medesima origine, ed è l'epitelio esterno, la pellicola esterna degli organismi unicellulari. Quindi c'è un'unica origine dell'organismo del senso, nel senso più triviale del termine, cioè del toccare, del sentire, e dell'organismo che invece cerca il senso, cerca il significato. Questi due elementi, la compresenza di questi due elementi all'interno di un unico complesso organico, è quello che fa sì che gli organismi siano dei produttori di senso. E fra l'altro si possono anche stancare moltissimo nel produrre questo senso, o cercare deliberatamente di produrre questo senso, o star male in mancanza di senso, mentre per i meccanismi non c'è nessun bisogno di senso, né alcuna esistenza di senso. Cioè, noi sappiamo che ci sono dei computer che possono battere a scacchi dei giocatori umani, da tanto tempo fra l'altro, solo che il computer non sa di star giocando, non vuole giocare, non è contento se vince, non è contento se perde, non ha nessuna delle caratteristiche che rendono significativo un gioco di scacchi. Quindi, in fondo,
questi due elementi fondamentali, che sono lo stare dentro al mondo e il possedere un senso, sono cose che si danno soltanto per gli organismi, mentre non si danno per i meccanismi. Già questo fa una differenza radicale tra l'animale umano e non umano da una parte e la macchina. Ovviamente uno potrebbe dire, va bene, ma se l'essere un organismo è una cosa così importante, al punto che distingue l'animale dalla macchina, come si spiega che però gli umani siano così diversi dagli altri organismi? Perché è indubbio che per quanto ricchi di intelligenza e di risorse possano essere animali non umani, gli animali umani sono enormemente differenti. Perché mai? E qui c'è il secondo elemento, cioè la tecnologia, cioè gli animali, tutti, umani e non umani, sono diversi dalle macchine perché sono organismi, ma l'animale umano è quel particolare animale che si serve sistematicamente di tecnologie, cioè la mente dell'animale umano è una mente attrezzata, una mente in rapporto con degli attrezzi, e non dobbiamo pensare questo come un fatto recente, cioè si parla dell'età della tecnica, per esempio, ogni tanto si parla dell'età della tecnica come se questa età fosse iniziata nel 1910 o nel 1810, poi vai indietro alla fine e scopri che l'età della tecnica coincide con la prima forma di ominizzazione, cioè l'animale che ha cominciato ad adoperare qualche strumento, quell'animale ha cominciato a intraprendere la strada che l'avrebbe portato verso diventare umano. Se non prendeva lo strumento non avrebbe seguito quella strada. Quelli della mia generazione ricorderanno l'inizio di 2001 Odissea nello spazio, dove ci sono appunto quei scimmioni che hanno un franco scambio di idee, e a un certo punto uno degli scimmioni ha l'idea di prendere un osso e darlo in testa a un collega, e con questo inizia la civiltà, tira l'osso, e l'osso poi nell'immaginario del tempo si traduceva in un'astronave, mentre adesso si sarebbe tradotto in un telefonino, perché quell'affare là che poi arriva era quello. E la storia è sempre quella, cioè l'essere umano è un animale particolarmente sprovvisto dal punto di vista delle dotazioni, per mille motivi, anche dei motivi che per esempio derivano dal fatto che noi abbiamo assunto la posizione eretta. Nessuno ci obbligava ad assumere la posizione eretta, però una volta che abbiamo assunto la posizione eretta molto è cambiato nella nostra vita. Intanto degli organi interni si sono dislocati diversamente, intanto abbiamo potuto per esempio liberare le mani per la manipolazione di oggetti, e questo è una cosa che se stavamo a quattro zampe non riuscivamo a fare. Inoltre, adoperando le mani per la manipolazione di oggetti, abbiamo potuto liberare la bocca dalla manipolazione di oggetti, nel senso che i cavalli devono afferrare tutto con la bocca, mentre noi succedeva soltanto quando ti dovevi mettere il biglietto del treno qua perché avevi le mani occupate della cosa. Però lì è il ritorno di un arcaico che se non hai altro strumento devi necessariamente servirti alla bocca. Se però hai degli strumenti che ti permettono di manipolare, allora potrai servirti alla bocca per parlare, e quindi questi sono, diciamo così, i vantaggi della posizione eretta. Gli svantaggi sono per esempio che nessun cucciolo umano nasce perfettamente maturo, perché la madre dovrebbe portare il cucciolo per 14 o 15 mesi perché nascesse davvero maturo, ma stando in piedi non può portare il peso per 14 o 15 mesi. Di conseguenza tutti gli umani nascono prematuri, e questa prematurità se la portano dietro per un sacco di tempo, perché un gatto a 4 mesi è perfettamente indipendente, un umano a 4 mesi è totalmente dipendente, ha ben
ben vedere è totalmente dipendente anche a 40 anni, a 80 anni è più dipendente che mai, perché è dipendente dalla società, è dipendente da un'infinità di cose. Quindi e questo è esattamente la caratteristica dell'umano. Quando gli umani dicono non si capisce perché noi dobbiamo avere questa servitù volontaria, eccetera. No, guardate che l'umano è l'animale che nasce dipendente e dobbiamo imparare un sacco di cose che gli altri animali non hanno bisogno di imparare. Imparare a stare in piedi, prima di tutto, che di nuovo non è tecnica, è già tecnica stare in piedi, non è natura. Poi parlare, anche quello, se non ce lo insegnano non lo impariamo da solo, quindi anche quello è tecnica, non è natura. Poi dobbiamo scrivere, dobbiamo fare un sacco di cose, tutta la nostra vita è destinata a questo. In tutta questa nostra vita noi continuiamo a essere in perenne contatto con dei supplementi tecnici, supplementi interni quando ci insegnano a camminare o a parlare, supplementi esterni quando ci danno una penna e ci dicono che dobbiamo scrivere, altri supplementi che si fanno avanti con l'età, per esempio gli occhiali. Tutti quanti siamo postumani, nel senso che abbiamo delle protesi in noi, e sono gli occhiali banalmente, l'orologio, la carta di credito, tutte queste cose sono elementi che sono supplementi tecnici che ci definiscono come umani. Quindi c'è questo supplemento. Il supplemento ha questo elemento di interessante, che una volta che ce l'hai determina poi l'emergenza di comportamenti, magari di comportamenti che non erano stati pensati, e questo lo si può vedere, ripeto, anche su cose molto semplici. Cioè, quando è stato inventato il telefonino, tutti quanti pensavano che fosse soltanto un telefono senza fili, che una volta realizzata la funzione di poter parlare senza avere dei fili che ti ingombrano, di avere il telefono in tasca, quello era già tanto e basta. In realtà poi, dalle possibilità tecniche che erano necessarie per generare un telefonino, sono emerse un'infinità di altre funzioni, e ancora tante altre emergeranno evidentemente, e tutto questo appunto perché l'incontro tra i bisogni dell'umano e le possibilità della tecnica, in quanto strutturalmente connessa con l'umano, determina questa emergenza. Ed è qui appunto che l'umano poi nel suo rapporto con la tecnica ha un rapporto di rivelazione. Cosa intendo con rivelazione? Intendo che appunto Rousseau o altri filosofi anche contemporanei dicono che l'umano era perfetto in natura ed è stato rovinato dalla tecnica e dalla società, che è la versione secolarizzata dell'umano creato perfetto da Dio, con un difetto però, perché almeno nella versione di Dio che crea l'umano c'è il peccato originale, cioè Dio crea l'umano, ma l'umano ha un difetto in partenza, e questo almeno spiega perché poi si è dato tanto da fare, mentre nell'altra versione ci sarebbe un umano tutto perfetto, inerte, eccetera, che non si capisce poi perché si venga a trovare in società se stava tanto bene da solo e senza tecniche, senza niente di niente. Ora, la verità è esattamente il contrario, cioè l'umano è quel tipo di animale senza abitudini, l'animale non stabilizzato, diceva Nietzsche. Cioè tutti gli animali riescono a trovare un loro ambiente, un loro modo di vita, e invece l'umano no, vuol sempre andare altrove, fra l'altro è sempre scontento, è soggetto appunto ad essere depresso se manca del senso, ad essere offeso se non viene riconosciuto da degli altri o cose di questo genere. Quindi tutto questo viene progressivamente trasformato in qualcosa che si rivela attraverso la tecnica. Che cosa c'è se non il bisogno di riconoscimento, questa funzione così squisitamente umana che i gatti non hanno molto? Per esempio i gatti importa abbastanza poco che noi li riconosciamo o meno, non lo so, però sicuramente dipende dai gatti, ma comunque in generale gli umani tengono molto di più al riconoscimento. E se uno pensa che cosa fa
fa colui che posta quello che sta mangiando su un social network se non chiedendo riconoscimento, dicendo sono qui, sono io, riconoscetemi, non c'è altro scopo che quello. Quindi riassumo e vi tranquillizzo, credo che in 7 minuti avrò finito quello, perché così diventa le 10 meno 10, che in 7 minuti avrò finito quello che dovevo dire. Abbiamo la grande opportunità storica che ci viene dall'intelligenza artificiale, non tanto di trasformarci in robot, come dicono delle persone che non hanno tanto esaminato bene la faccenda, quanto piuttosto il fatto che ci troviamo nella condizione, uno, di riconoscere il fatto che la nostra mente è una mente incarnata, così come lo è la mente di qualunque altro organismo, e due, che la nostra è una mente attrezzata, cioè che diversamente da qualunque altro organismo noi abbiamo dei meccanismi, ci serviamo sistematicamente di meccanismi, facciamo un inventario di tutti i meccanismi che stanno qua intorno e consideriamo che ci sono anche dei meccanismi molto antichi, cioè in fondo questa chiesa è stata fatta parecchi secoli fa, rispondeva a dei bisogni, molto difficilmente uno riuscirebbe, non vorrei essere blasfemo, ma per esempio riuscire a fare una consacrazione sotto il temporale diventa difficilissimo, cioè l'ostia subito, non so cosa succede, si disfa, resta attaccata alle dita, eccetera. È necessario farle in luoghi protetti questo tipo di cose, così come le lezioni o i test di matematica, i bisogni di lavagni, insomma, e bisogna un sacco di cose di questo genere. Il risultato poi di questo incontro fra mente incarnata e mente attrezzata è l'epistemologia, cioè la mente che capitalizza il sapere. Di nuovo, noi siamo tanto migliori, dipende dal punto di vista ovviamente, perché uno dice l'olfatto di un cane è infinitamente superiore al nostro, ma noi siamo tanto, non dico migliori, siamo tanto diversi da altri animali, essenzialmente perché abbiamo sviluppato delle tecnologie e da queste tecnologie siamo riusciti a ricavare anche delle conoscenze, delle epistemologie. In che senso? Nel senso banale che delle operazioni, anche solo pensate una operazione matematica di moltiplicare 4 cifre per 4 cifre. Farla a mente è un pasticcio, sono solo pochi che riescono a farlo. Con carta e penna è semplicissimo. Quindi quella tecnologia che è la carta e la penna ti permette di risolvere la cosa. Per inciso, vi siete mai chiesti perché non c'è mai stata una grande matematica romana? Non una signora romana matematica, ma un grande sapere matematico presso i romani che la sapevano così lunga? Perché il loro sistema di numerazione era molto poco pratico per fare moltiplicazioni, divisioni, sottrazioni, eccetera, e quindi non hanno sviluppato quella capacità lì. I greci hanno fatto delle grandi scoperte, ma è stato nella geometria, perché non richiedeva l'uso dei numeri, ma richiedeva invece l'uso di forme geometriche. Per inciso, queste forme geometriche, se non fossero state tradizionalizzate, cioè scritte, cioè se per esempio a un certo punto non fosse venuto in mente Euclide, scriviamo tutta questa roba e così facciamo gli elementi di geometria, tutto questo si sarebbe perso e la gente avrebbe continuato a riscoprire il teorema di Pitagora per migliaia di anni, o magari non scoprirlo affatto. Chissà quante volte è stata inventata la ruota, chissà quante volte è stato inventato il fuoco, non ne abbiamo idee, anche perché ciò avveniva in luoghi differenti, in momenti differenti. Quindi anche quest'altra cosa che è l'epistemologia, che è il cumulo di ciò che si ottiene attraverso la tecnologia, come in termini di sapere, è qualcosa che da una parte rende la mente umana molto simile all'intelligenza artificiale, nel senso che anche l'intelligenza artificiale
stocca molti dati, registra molti dati, solo che la grossa differenza tra l'intelligenza artificiale e l'intelligenza umana è che l'intelligenza umana può dare significato ai dati che invece per l'intelligenza artificiale non hanno nessuno. Per l'intelligenza artificiale è come, facevo prima l'esempio di una grande biblioteca. Allora, notate che, primo, in una grande biblioteca ci sono tantissime verità, ma ci sono anche tantissimi errori. Tutte le volte che entriamo in una biblioteca monumentale pensiamo da una parte a quanto sapere accumulato qua dentro. Sì, ma magari anche quante stupidaggini sono scritte lì, per forza di cose, perché ovviamente non tutto ciò che è scritto è vero. Il secondo punto è che sarebbe strano pensare che una biblioteca sa qualcosa. La biblioteca è il contenitore del sapere che diventa significativo se c'è un utente umano che va a consultare questo sapere. Stessa cosa per l'intelligenza artificiale. L'intelligenza artificiale non sa qualcosa, accumula dei dati che possono costituire un sapere, magari anche un sapere falso come le famose allucinazioni, per un utente umano. Arrivo all'ultimissimo punto, la pelle, la teleologia, finalmente la coscienza. Allora, qui sarò molto breve. Ho personalizzato questa immagine mettendo la foto di un grande filosofo francese, Jacques Derrida, che è morto proprio 20 anni fa, tra l'altro proprio in questi giorni, nell'ottobre del 2004. Ecco, lui era un grande filosofo ed era un grande grafomane, adorava scrivere e perciò salutò con estremo favore i computer, che all'epoca servivano essenzialmente per scrivere. Per inciso, per esempio, pur essendo assolutamente appassionato di computer, è morto nel 2004, non ha mai adoperato l'email, ha sempre soltanto adoperato la posta normale perché gli faceva poi paura rispondere a tutta sta gente con l'email. Aveva ragione, ma comunque poi non si è potuto farne a meno. Ma il punto essenziale è questo. Vediamo Derrida da una parte, cioè un organismo modellato dalla tecnica e dalla cultura, e il computer dall'altro, vecchissimo Mac, che invece è semplicemente fabbricato con una finalità, una finalità che io faccio il computer, così qualcuno compra questo computer e lo adopera per il momento per scrivere testi. Altro non si poteva fare al momento col computer. Per inciso, conservo ancora nel mio ufficio all'università una tastiera di un vecchio computer dell'epoca in cui fra i tasti non c'è la et dell'email, cioè era stato fatto prima che ci fosse l'email, quindi l'ho conservato come caso di archeologia industriale. Però il computer ha una sola finalità, è fatto per scrivere, è una specie di super macchina da scrivere. Invece Derrida, come chiunque di noi, ha un'infinità di finalità. Vuole scrivere, vuole che quello che scriva sia riconosciuto, spera che sia vero, certe volte non ha voglia di scrivere, sa che certe cose se non le scrive in fretta, visto che poveretto poi ha avuto un tumore fulminante, non ne resterà traccia, perché l'unico modo per averne traccia è lasciarlo scritto. Quindi quello che noi chiamiamo coscienza e giusto appunto distinguiamo dalla macchina, perché la macchina non ha nessun tipo di coscienza, mentre l'umano ha una coscienza molto marcata, una coscienza anche, vorrei dire,
anche ingombrante, perché molto spesso gli scienziati cognitivi dicono che la coscienza è un vantaggio evolutivo, cioè noi avremmo tratto dei vantaggi nell'evoluzione dal fatto di avere una coscienza. Può darsi, ma resta tuttavia una cosa contestabile, perché si potrebbe osservare d'altra parte che la coscienza ci fa soffrire dei dolori che gli animali non avranno mai sofferto, delle cose, cioè, ma anche solo soffrire per l'idea di aver fatto brutta figura, cioè immaginare un granchio che teme di aver fatto una gaffa. È una cosa difficilmente concepibile, che cosa potrà mai soffrire. Invece un umano che teme di aver fatto una gaffa e che magari, o appunto quelli che storie tragiche di ragazzini che si suicidano perché hanno preso un brutto voto a scuola, tutte cose di questo genere, sono possibili soltanto se tu possiedi una coscienza. Ora, questa coscienza, che sia un vantaggio, lo è, ha anche uno svantaggio enorme, quello appunto, come in fondo dice Amleto nel monologo, quando dice tanto ci rende vigliacchi la coscienza, perché c'è uno che non ne può più, vorrebbe uccidersi, ma poi comincia a pensare che magari di là di quel territorio da cui nessuno è ritornato ci sono chissà quali sogni e chissà quali cose, e quindi a questo punto sospende i suoi progetti e dice: così ci rende vigliacchi la coscienza. La coscienza ci può rendere vigliacchi, la coscienza ci può far soffrire, la coscienza ci può fare tante cose, però la coscienza sicuramente è una cosa che è propria dell'intelligenza umana, è la quintessenza dell'intelligenza umana e manca alla intelligenza artificiale nella maniera più assoluta. E avere coscienza significa non semplicemente sapere, ma significa avere dei fini, significa temere, significa ovviamente amare, significa sperare. Tutta questa costellazione di cose che si riassumono un po' semplicisticamente nel termine coscienza, bene, questi sono puramente umani e nascono dal carattere teleologico della natura umana, cioè dal fatto che noi abbiamo dei fini che ci vengono dettati dal fatto che purtroppo abbiamo anche una fine e quindi dobbiamo sbrigarci a realizzarli. Grazie. Bene, allora ovviamente ti ringrazio molto, è stato veramente, credo, per tutti estremamente stimolante, però ti ringrazio soprattutto perché penso che col tuo intervento e in un paio di momenti questo mi sembra sia emerso molto chiaramente, ci hai mostrato che di fronte alle sfide dell'intelligenza artificiale la narrazione, come dire, pessimista, allarmista, possiamo chiamarla in molti modi diversi, non è l'unica possibile. Io lo vedo molto spesso in tanti studenti, in tanti colleghi, che sembra, come dire, che non abbiamo l'armamentario adatto per affrontare, no, le sfide, o pensiamo di non avere l'armamentario adatto per affrontare le sfide dell'intelligenza artificiale. Invece penso che tu ci hai mostrato che abbiamo anche il compito di metterci in una posizione proattiva, no, nei confronti di queste questioni. Sì, anche perché, solo una precisazione, perché non è che gli apparati tecnici crescano come i funghi, cioè gli esseri umani fabbricano degli apparati tecnici, quindi dire che poi la colpa dipende dall'apparato tecnico invece che dall'umano è come dire che la colpa dell'omicidio di Cesare ricade sui pugnali e non sui congiurati, insomma, questo è. Effettivamente, credo che anche rispetto al lessico, no, che tu hai mobilitato, che è stato veramente molto affascinante, no? Fenomenologia, ontologia, teleologia, epistemologia. Allora però ti vorrei chiedere di ragionare su un'altra parola che
prendo sempre dal grande lessico delle discipline filosofiche e ti chiedo qual è lo spazio dell'etica dentro il problema dell'intelligenza artificiale, perché un po' personalmente, per il tipo di applicazioni dell'intelligenza artificiale che più mi interrogano, credo che sia forse la grande questione, no? Sì, è la questione principale, indubbiamente, solo secondo me deve essere messa in situazione, in contesto, nel senso che è molto meglio insegnare l'etica agli umani che adopereranno gli strumenti che non pretendere di insinuare negli strumenti l'etica. Questo da una parte cioè, che ci sia un po' di etica in ogni strumento si capisce bene da cose banali, cioè per esempio i coltelli da tavola non sono appuntiti, questo ci riconduce a epoche in cui uno scambio di idee a tavola poteva concludersi con un duello, e quindi il fatto che il coltello che tu avevi a tavola fosse inutile per questo scopo era una specie di tutela che ti viene offerta. Però se pensiamo a tutto il gran parlare del problema delle auto a guida artificiale, che per inciso secondo me in effetti non si attueranno mai, perché il problema etico che si apre lì è troppo grande, nel senso che si può facilmente immaginare che ci saranno e presto ci saranno per esempio dei camion a guida artificiale. Possiamo immaginare delle lunghissime file di camion che attraversano delle praterie americane dove non c'è nessuno, hanno perso il lavoro a questo punto gli autisti, i camionisti, e tutto questo va bene. Fra l'altro sarebbero più sicuri che con il camionista sopra, perché il camionista può ubriacarsi mentre la macchina no. Però invece le fattispecie che si sollevano nel progettare una intelligenza artificiale per la macchina sono complicate, perché è la classica cosa: la istruisci ad essere estremamente altruista e quindi per esempio ammazzare l'autista invece che quello che potrebbe essere investito, oppure gli insegni di essere egoista e quindi lasci che prenda sotto chiunque purché sia salvo l'autista. In entrambi i casi ci sono profili da codice penale e sicuramente la prima, cioè quella che sali su una macchina in cui in caso di incidente ammazza te invece che l'altro, secondo me non se la compra nessuno quella macchina. O un suicida, potrebbe essere una raffinata maniera di suicidarsi quella di comprarsi quel tipo di macchina lì. Allora che cosa si è sempre fatto? Poi sembra che stiamo ai confini della realtà, sta entrando qualcosa eccetera. Cosa si è sempre fatto? Le automobili sono entrate nella scena mondiale verso la fine dell'Ottocento e inizio del Novecento, e si è scoperto che le automobili potevano ammazzare delle galline, potevano ammazzare delle persone, potevano fare diversi danni. Qualcuno ha forse pensato di instillare dentro a quelle automobili i 10 comandamenti? No, si è pensato ad un'utile istituzione che è la scuola guida e il codice della strada, cioè una serie di sanzioni e di istruzioni che vengono date a chi eventualmente si trova a guidare questa cosa. Quindi questo è un caso in cui la questione è abbastanza semplice. Poi in altri casi può essere molto più complicata, ma sempre avendo presente che è problematico pretendere di instillare principi etici nelle macchine, perché siamo sempre lì a lamentarci
dei famosi bias, cioè dei famosi pregiudizi che le macchine hanno. Per esempio, pregiudizi spesso involontari, nati per esempio dalla base statistica su cui formano le loro conoscenze. È ben noto per esempio che la sintomatologia delle malattie è fatta sui bianchi e non sui neri, più sugli uomini che non sulle donne. C'è per esempio il problema della medicina di genere, per cui si sono accumulati più dati medici sugli uomini che non sulle donne, e quindi per esempio quello che di solito l'infarto, il sintomo massimo è avere il dolore al braccio sinistro, pare che per le donne non sia così e sia un'altra cosa, e quindi hai questa conoscenza in meno. Allora è ovvio che tu nel momento in cui metti delle macchine a fare questa cosa, non ti conviene il meno possibile di mettere dei bias, perché cosa fai? Fai una macchina che smette di lavorare di venerdì per ossequio verso una religione, o di sabato per ossequio per un'altra, o di domenica per ossequio di una terza, e poi ci sarà anche il punto di vista degli atei che deve essere osservato, e a questo punto non ne vieni fuori. Sicuramente il vero problema etico è il problema del rapporto che l'umano ha nei confronti della macchina in quanto fonte autoritativa. Mi spiego. Sembra che uno degli ambiti in cui è fiorito per primo e ha dato risultati più straordinari l'uso del computer è nella lettura delle radiografie. I computer sono bravissimi a leggere le radiografie e quindi anche a ricavarne delle diagnosi, oltretutto facendolo anche rapidamente, poi senza calcolare che magari un radiologo alla nona ora di lavoro non è più attento, mentre il computer è sempre attento alla stessa maniera. Il problema fondamentale è che mettiamo che il computer dica una cosa e il radiologo ne pensi un'altra, e abbia in fondo dei buoni motivi per pensare un'altra cosa, però chi gli dà l'autorità per contrastare il computer? Deve avere un bel coraggio. Per inciso, ci sono dei casi storicamente avvenuti, non in questo ambito, ma è ben noto per esempio questo fatto che alcuni anni fa c'era un militare russo che stava monitorando dei video di routine, quando dal video, da quello che vedeva il video, ha visto che c'era una serie di testate missilistiche che stavano partendo dagli Stati Uniti diretti verso la Russia. Se fosse stato un computer, la risposta sarebbe stata ovviamente far partire le controtestate e quindi la guerra nucleare. In realtà lui ha pensato, ma gli americani saranno mica scemi, se vogliono colpire la Russia, visto che le testate le hanno anche in Europa, le faranno partire dall'Europa, che arrivano prima e costa di meno. Se le fanno partire dagli Stati Uniti, probabilmente è il sistema che si sbaglia. E in effetti era il sistema che si sbagliava. Però appunto quest'uomo ha preso su di sé una responsabilità infinita, la responsabilità di non dare l'ordine di replica a quello che si presentava come un attacco nucleare americano contro la Russia. Ecco, penso che hai usato un termine centrale sul quale effettivamente ti volevo sollecitare, cioè responsabilità, no? Effettivamente il problema è veramente chiave, perché da una parte c'è evidente l'esigenza, penso all'Unione Europea, no? Che adesso si è inventata l'AI Act, di normare l'intelligenza artificiale, l'uso possibile, che già è molto difficile perché l'AI Act va in funzione a step, quindi l'ultimo step va in funzione tra 2 o 3 anni, chissà cosa sarà l'intelligenza artificiale tra 2 o 3 anni, e più in generale credo perché l'intelligenza artificiale sembra essere per sua natura una cosa opaca.
tu l'hai detto benissimo prima, noi parliamo di intelligenza artificiale, ma parliamo di 100 milioni di cose diverse che soprattutto non sappiamo bene come funzionano, perché effettivamente è molto complesso. Anche i miei colleghi informatici, quando proviamo tra di noi a raccontarci, a un certo punto si fermano e dicono no, questo effettivamente neanche noi sappiamo bene come funziona perché è una black box, no? Allora questo problema dell'opacità come ti sollecita? Io penso questo rispetto. Abbiamo visto questi due modi di adoperare l'intelligenza artificiale, la medesima intelligenza artificiale adoperata in due modi distinti. Un modo comunista, diciamo così, comunista come in Cina, in cui effettivamente ridistribuisci gli utili e però togli la libertà. Il patto è molto chiaro perché ogni cittadino cinese ha garanzia di vita, di sopravvivenza, di cose eccetera, però la sua libertà personale è molto limitata, nel senso che, a parte che vedi continuamente delle telecamere dappertutto, ma anche a prescindere dalle telecamere, il telefonino che ti porti in tasca è un rivelatore di tutto quello che fai. Dall'altra, al capo opposto, negli Stati Uniti, il liberismo puro, cioè sono pochissimi attori che cercano a tutti i modi di essere sempre di meno, per farsi fuori a vicenda, per far crescere il proprio potere, e Dio sa che cosa potrà venire fuori dall'alleanza tra Musk e Trump, per dire, che capitalizzano individualmente questo. L'Europa se ne sta in mezzo e come dire, un po' arcadicamente si mette a scrivere delle leggi che non sa se saranno osservate, non sa neanche se saranno osservabili, per inciso, per il motivo che dicevi tu, cioè che quando usciranno come se uno avesse fatto una legge per la radio, solo che nel frattempo è uscita la televisione, quindi la legge per la radio è sorpassata. Ma il vero punto, secondo me, è che invece bisognerebbe riuscire a avere, a studiare, e lo si può fare, degli usi filantropici e collettivi di questo grande patrimonio dell'umanità che l'umanità produce e che può essere ridistribuito all'intera umanità. In fondo noi ci troviamo un po' nella situazione che veniva descritta da Marx, il salariato che per 6 ore lavora per pagarsi lo stipendio e le altre 6 ore lavora gratis facendo arricchire il padrone della fabbrica. Noi per 24 ore, e inclusi bambini, anziani e quelli che hanno un altro lavoro, produciamo continuamente dei dati e lo facciamo gratuitamente. Lo facciamo anche perché non ci costringono a dare dei colpi sulle pialle o robe di questo genere, che erano le cose che motivavano lo stipendio dato ai salariati. Però questo plusvalore è prodotto dall'umanità e deve ritornare all'umanità. Allora, per esempio, un progetto di welfare, cioè di welfare digitale, che stiamo studiando a Torino, è quello di dire: tu prendi una banca oppure prendi una ASL, chiedi alla banca e alla ASL di domandare ai propri clienti di dare accesso ai loro dati social. A questo punto questi dati, per esempio nel caso delle ASL, hanno un valore scientifico gigantesco, perché tu metti in correlazione comportamenti sociali con delle malattie. Scopri per esempio che a leggere certi libri ti viene la gotto, non lo so, comunque vedi ovviamente le correlazioni non sono ancora delle spiegazioni, però puoi sapere tante cose. Questo valore che tu produci lo dai per esempio alle grandi aziende farmaceutiche, queste qua ti danno in cambio un sacco di soldi, tu riesci a fare un sistema sanitario nazionale efficiente
che però non grava sulle tasse dei cittadini, perché attinge da un capitale che prima non c'era e che in generale va inutilizzato, nel senso che nessuno di noi usa i nostri dati e avremo diritto a farlo, cioè uno può chiedere che gli diano i suoi dati, ma poi ha una massa di cose di cui non capisce niente e soprattutto di cui non gli interessa niente, perché sono i suoi dati, mentre vorrebbe sapere i dati degli altri, e soprattutto i dati sono significativi quando sono correlati con altri dati. Quindi questo secondo me è una via che potrebbe essere interessante per l'Europa, ma perché ciò avvenga sarebbe necessario che si diffondessero due tipi di consapevolezze. La prima è che per l'appunto ogni cittadino oggi è un infaticabile produttore di dati, quindi è un produttore di valore potenziale. Secondo, ogni istituzione, sia essa università, banca, ospedale, mettete tutto quello che volete, è potenzialmente una piattaforma che può generare valore e può ridistribuirlo con dei criteri che non sono né quello occhiuto dell'andare a guardare nella vita dei cittadini come in Cina, né quello egoista che si vede in America. Sì, effettivamente forse un'ultima questione che volevo un po' proporti è questa, cioè che deriva un po' dal fatto che mi capita spesso di ragionare con questi temi sia con dei colleghi ma soprattutto con degli insegnanti, delle persone che quindi sono impegnate nel mondo della formazione, no? E mi sembra che ci sia grande preoccupazione sia nel mondo della formazione che nel mondo del lavoro rispetto al fatto che siamo un po' come dicevi tu prima con quella storia del biglietto del treno e delle mani che si liberano, no? Cioè al centro di un momento in cui è in atto una possibile ristrutturazione della nostra abilità cognitive, come se l'avere a disposizione uno strumento potesse liberare dello spazio per fare meglio delle cose, ma che non sapessimo bene ancora come reinvestire questo spazio che si è liberato. Ecco, secondo te qual è una direzione possibile per far sì che questo spazio che si libera però venga usato in modo positivo, diciamo, sensato? Appunto, non lasciandolo vuoto, riempiendolo, perché fra l'altro poi qualunque organo, compreso il cervello, quando non viene usato ci sono delle perdite cognitive. Dobbiamo da una parte mettere in conto che ogni progresso tecnologico comporta una riduzione di certe abilità naturali. Questo è un fatto che è onnipresente nella storia, cioè i popoli senza scrittura avevano una memoria infinitamente più potente che i popoli con la scrittura, solo che i popoli con la scrittura hanno una cultura enormemente più potente dei popoli senza scrittura, perché quello che scarichi dal tuo cervello lo carichi su qualche altra superficie, purché tu la vada a guardare quest'altra superficie. Se tu invece semplicemente ti scarichi le cose dal cervello e poi non lo ricarichi, stai causando un depauperamento. Allora sembra effettivamente che certe nostre capacità cognitive siano attenuate da tutti gli apparati tecnici, nel senso che la manualità con cui un uomo del Neolitico era in grado di fabbricarsi tutti gli strumenti di cui aveva bisogno e l'incapacità nostra, che non siamo capaci di fabbricare neanche uno strumento di cui abbiamo bisogno, dobbiamo comprarli tutti, ti dà veramente il segno di un depauperamento di capacità.
Così pure è un esperimento controverso che poi è stato, certi l'hanno criticato, hanno detto che non era dimostrato eccetera, però prima che venissero inseriti in tutte le macchine, nei telefonini, i navigatori, avevano fatto uno studio sui tassisti di Londra e avevano notato che l'ippocampo, che è questa parte dietro del cervello che riguarda molto l'orientamento spaziale, i tassisti di Londra ce l'avevano più sviluppato perché stando sempre in taxi, cioè, avevano come sviluppato questo organo. L'esperimento è risultato controverso, certi dicono che gli strumenti con cui all'epoca, perché una ricerca di 20 anni fa, si misuravano le attività dell'ippocampo sono insufficienti per provare quello che si voleva provare attraverso questo esperimento. Sta di fatto che ognuno di noi per esperienza sa che nel momento in cui si affida al navigatore lascia immediatamente perdere delle capacità che invece prima adoperava per guidare, proprio come il fatto che oramai nessuno di noi sa il numero di telefono dei propri amici e parenti, mentre un tempo lo sapevano tutti, perché è banale questo, cioè sono delle cose che tu perdi anche a brevissimo tempo. Il grosso problema qui è come riempire il vuoto che si è creato, ma riempirlo rapidamente, perché le trasformazioni sono rapide, e soprattutto riempirlo di cose sensate. Perché, come dire, il sapere umano non è stato costruito in un giorno, è sedimentato e quindi subito fa un po' sorridere, però adesso se guardiamo la scena che si poteva vedere 12 anni fa, 14, non so, quando hanno cominciato a circolare ampiamente i tablet, c'è qualcuno che ha detto adesso in ogni scuola ogni studente dovrà avere un tablet, eccetera. È stato un grande affare per i fabbricanti di tablet, ma io credo che non uno solo di questi tablet sia stato adoperato in maniera sensata, perché se tu c'hai già il libro, perché devi usare il tablet? Cosa te ne fai? Fra l'altro, visto che il tablet lo usi a casa, che ne diresti di usare a scuola il libro così impari qualcosa che a casa magari non necessariamente hai imparato? Sì, sorrido perché qui a Bergamo siamo stati tra i precursori di questa tendenza della scuola. Va bene, e allora io penso che non solo ci hai fornito un quadro della situazione, ma soprattutto ci hai offerto una serie di stimoli che probabilmente per tanti di noi diventeranno dei compiti a casa, credo, spero quantomeno per me, delle cose su cui ragionare e lavorare nei prossimi, direi, anni. Quindi io direi che possiamo ringraziarti infinitamente della tua gentilezza e della tua precisione in questa lezione. Grazie. Non sono io che vi ringrazio davvero, di cuore, completamente.